Il sindaco di Casier non riconosce alcun tipo di responsabilità comunale in merito alla richiesta di risarcimento danni da parte dell'ex postino di Treviso, Walter Ragazzon, di 40 anni. L'altro giorno aveva denunciato alla nostra emittente di essere stato licenziato dopo l'infortunio sul lavoro causato dalle buche presenti lungo la strada comunale sterrata di via Bosco della Sernaglia, a Casier appunto. Abbiamo incontrato io, l'assessore Poloni, il nostro responsabile del settore lavori pubblici più volte. Abbiamo suggerito al signor Ragazzon che se ha qualche difficoltà ad accettare il responso dell'assicurazione debba rivolgersi ad un'agenzia recupero assicurativo, recupero crediti, e si rivolga a loro. Noi siamo controparte in questo momento, non siamo un privato ma siamo un pubblico, non è che possiamo dire ci mettiamo d'accordo. Vero è tuttavia che la compagnia di assicurazione del comune, pur non ammettendo la cosiddetta ipotesi di insidia occulta, riconosce si tratta di una strada sterrata con presenti diversi avvallamenti, scrivendolo nero su bianco con lettera del 16 dicembre 2014. Con lo stesso sindaco che confessa. È una strada che effettivamente abitano pochissime famiglie ed è in campagna. Ogni tanto andiamo e portiamo ghiaia, portiamo sabbia in modo da coprire queste buche. Abbiamo messo anche questi divieti, queste limitazioni di velocità proprio dopo che è successo l'incidente. Al nostro telespettatore non resta che ripresentare nuova richiesta di risarcimento danno con le valutazioni del medico legale e tutte le carte sanitarie raccolte dall'incidente ad oggi, a mezzo lettera raccomandata nel termine ultimo di 5 anni dal fatto. Se a lui non va bene questo che dice l'assicurazione, deve rivolgersi a chi per lui potrà poi vedere di recuperare quello che chiede.